Dober večer in lep pozdrav. Dobrodošli na nocojšnji večeru podelitve nagrade Darko Bratina v okviru festivala, čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji. Hvala, da ste prišli. Vsi verjetno se malce čudno in drugače počutimo v teh razmerah in pogojih, ki nam jih narekuje obnašanje v okviru epidemije, pa verjamem, da je predvsem pomembno to, da lahko še vedno tudi kulturne vsebine zaužijemo, da lahko gledamo filme in da imamo to priložnost, da se dogodki seveda tudi odvijajo. Buonasera, benvenuti, bello vedervi tutti qui. Benvenuti alla serata d'onore, alla premiazione nell'ambito del premio Darko Bratina, che fa parte sempre del Festival Transfrontaliero Cinematografico di Omaggio a una Visione. Grazie di essere qui, siamo tutti ci sentiamo un po' strani, no? Con queste situazioni, con il fenomeno Corona, però l'importante è avere l'opportunità di non soltanto organizzare i festival, ma anche avere degli eventi dal vivo. Čezmejni filmski festival, letos bomo že 21. zapored podelili nagrado Darko Bratina. Festival, ki ga organizira Kinoatelje v tesnem sodelovanju s številnimi filmskimi in kulturnimi inštitucijami v tem čezmejnem prostoru, ki se seveda začne tu doma, bom rekla, med Gorico in Novo Gorico v našem domačem okolju. Potem pa nadaljujemo svojo pot tudi v druga mesta. Jutri smo že gostje v Slovenski kinoteki in na festivalu Life oziroma v Cankarjevem domu, kjer bomo letos bomo v bistvu doživeli premiero filma Otac, nocoj pa imamo priložnost film videti tu v Gorici na predpremieri. Naše popotovanje se ne zaključi samo v Ljubljani, nadaljujemo potem pot v Špeter Slovenov in v Izolo in v Trst in zaključimo celotno festivalsko dogajanje v Vidmu. Ovviamente stasera siamo qui per la premiazione del Festival Transfrontaliero, che ormai è la 21ª edizione del premio Darko Bratina, organizzato dal Kinoatelje in cooperazione con tutta una serie di enti ed organizzazioni in questo piccolo spazio transfrontaliero che sono le città di Gorizia e Nova Gorica, però ci siamo allargati, espansi oltre questi confini. Infatti già domani si continua alla Slovenska Kinoteca a Lubiana e poi con la prima del film che avremo occasione di vedere stasera in una pre-prima, il film dal titolo Otac, Padre, che potrà essere visto al Cankarjev dom. E dopo Lubiana ovviamente si continua con San Pietro Natisone, con Isola, con Trieste e si finisce in bellezza a Udine. Letošnja edicija bi lahko rekli, da je še posebej bogata. Na nek način dokazujemo, da preraščamo klasično formo monografskega festivala, četudi glavni protagonist, bom rekla, fokus ostaje na vsakoletnem prejemniku nagrade Darko Bratina in letos imamo to čast, da je z nami srbski režiser Srdan Goljubović, cineast s vrhunskim opusom. Ampak festival se je v resnici začel že v petek, kjer smo najprej dali priložnost, da
nastopijo, če lahko temu rečemo, mlada ekipa selektorjev, pa tudi ustvarjalcev, ki so predstavljali kratke filme. To je programska sekcija Prvi poleti, Primi voli, First Crossings. 3 dni smo se družili, skoraj 50 kratkih filmov, pa tudi, bom rekla, delavnice za mlade, pa družinski filmi, skratka zelo bogat program. Nekaj fotografij ste na začetku lahko ujeli, kako je vse to izgledalo, nekako raziskovali smo moč zvoka in glasbe v filmu. Skratka, festival, ki prerašča samo, bom rekla, naše goriško okolje in tudi, bom rekla, prinaša tudi nove in drugačne filmske forme. Ovviamente abbiamo questa edizione che quest'anno è particolarmente ricca perché non è strettamente nel format di un festival monografico, nonostante sia dedicata al premiato che abbiamo l'onore di avere questa serata con noi, il regista serbo Srdan Golubovic, con un grande opus cinematografico da vedere. E ovviamente noi abbiamo in verità iniziato già venerdì, abbiamo dato una prima opportunità soprattutto ai giovani, creando giovani creatori, anche selettori dei film, soprattutto di cortometraggi, e dunque c'erano 3 giorni di lavoro con 50 film diversi che abbiamo visto e abbiamo, con film di vari generi anche per le famiglie eccetera, abbiamo esplorato le potenzialità del suono e della musica nei film e dunque ci siamo espansi da questo ambito goriziano, siamo andati oltre a collaborare in un modo molto più ampio. In moram tudi dodati zelo zanimiv seminar, ki je potekal v Gorici, v Hiši filma, v katerem smo predvsem premišljevali, kakšen potencial oziroma kakšna je vizija kinematografov kot inovativna kulturna središča tudi v lokalnem prostoru, in mislimo, da Kinoatelje je pomemben akter v tem čezmejnem prostoru prav v razvijanju filmske kulture. Ovviamente abbiamo avuto anche un seminario molto interessante che si svolgeva alla Casa del Cinema di Gorizia, dove esploravamo appunto il potenziale, il potere del cinema come arte che crea, ma anche che attrae e dunque crea un movimento culturale e anche dei cambiamenti a livello locale, quello che il Kinoatelje sta facendo ormai da decenni. Ampak vrnimo se na začetek, tam, kjer je vse to dogajanje se začelo, namreč festival se je rodil iz nagrade. Nagrado, ki smo jo zasnovali, ko smo se žal morali posloviti od ustanovitelja Kinoateljeja Darka Bratine, verjamem, da ga mnogi med vami ste tudi poznali, sociolog, filmski kritik, pa tudi politik. In tiste vrste politik, ki je dobro razumel, kako pomembno je podpirati kulturo, še posebej pa film. Prepričan je namreč bil, da skozi film lahko zelo dobro razbiramo družbo, v kateri živimo, razumemo našo identiteto in kulturo. In bom rekla, v njegovem imenu, v poklon tovrstnemu razmišljanju in viziji, mi tudi vsako leto izberemo cineasta ali cineastko, ki nas svojim opusom prepriča. Kot rečeno, 21. letos zapored, in mislim, da smo še enkrat odlično izbrali oziroma vsem vam pripeljali filme, ki nas spodbujajo k razmišljanju. Ma torniamo un po' agli inizi, lì dove è nato tutto. Il festival nasce in seguito alla fondazione del premio Darko Bratina, quando in quel tempo abbiamo dovuto purtroppo dare il commiato al nostro amico, al grande Darko Bratina, che molti penso che abbiate anche conosciuto di persona, un politico, sociologo e anche un amante del cinema. E lui era quel genere di politici che comprendono l'importanza della cultura, dare il supporto alla cultura per tutto l'indotto che produce e soprattutto le conseguenze sociali che produce. Dunque perché riesce a cambiare la società, a mantenere la nostra identità, farci scoprire la nostra cultura. E dunque è nato questo omaggio a una visione di questo genere, a un approccio di questo genere. E dunque, come già detto, 21esima edizione, noi cerchiamo sempre ogni anno di scegliere un personaggio che incarni un po' questo tipo di visione, questo tipo di pensiero e penso che anche quest'anno abbiamo fatto una scelta molto valida, molto buona in questo senso.
V teh dneh smo videli že kar nekaj filmov, predvsem se družili, premišljevali. Danes je potekal masterclass z letošnjim nagrajencem in tisti, ki ste bili z nami, ste lahko zaznali ta njegov opus, ki je edinstven tudi v tem, ker nam ves čas ponuja priložnost, da premišljujemo o tem, kaj lahko naredi vsak posameznik pri sebi, vsakdo izmed nas, zato da bi enostavno ustvarjali družbo, v kateri smo vsi enakopravni, v kateri ni razlik med različnimi kulturami in identitetami in tudi ne med socialnimi sloji. Skratka, družba, vizije, ki nas izzivajo k temu, da razmišljamo o tem, v kakšni družbi želimo živeti in predvsem nas učijo neke empatije do vsakega, učijo nas to, kako smo lahko preprosto človek, ljudje, zelo iskreno iz srca, ampak z močnim sporočilom. Abbiamo visto anche in questa occasione tutta una serie di film, tutti che ci fanno riflettere sulla nostra società. Abbiamo avuto oggi proprio un masterclass con l'autore e dunque il premiato di quest'anno. Chi vi ha partecipato ha compreso veramente la profondità delle opere di Srdan Golubovic, che con le proprie opere appunto fa riflettere soprattutto il centro del fulcro del masterclass di oggi era cosa ognuno di noi può fare per cambiare la società, per renderla migliore, per farla ispirare ai valori dell'uguaglianza, della non diversità, cioè non siamo diversi fra culture o identità e dunque fra strati sociali, siamo sempre uomini. E dunque una visione che è tipica, che ci porta a sviluppare una certa empatia nei confronti di tutti. E dunque veramente come diventare uomini, essere uomini veramente col cuore e con l'anima. In ja, zato tudi moja iskrena zahvala letošnjemu nagrajencu, to, da je prišel k nam in da je prinesel s seboj ta krasen opus in hvala tudi vam, da ste tukaj z nami. Zdaj pa mislim, da je čas, da povabiva k mikrofonu tudi župana mestne občine Nova Gorica, dr. Miklaviča in seveda odgovornega oziroma assessore alla cultura di città di Gorizia, signor Oretti. Benvenuti, dobrodošli. E per questo vorremmo ringraziare l'autore che ci ha voluto degnare delle sue opere, ha voluto portarcele qui, i suoi film, per farcele vedere. Vogliamo ringraziare tutti voi per essere qui, ovviamente, e penso che sia giunto il momento di dare anche la parola alle autorità, al sindaco del Comune di Nova Gorizia, Klemen Miklavic, e all'assessore della cultura del Comune di Gorizia, Fabrizio Oretti. Grazie. Dober večer, dragi ljubitelji filma. Dobrodošli v Novi Gorici in z dovoljenjem gospoda Oretija, ki predstavlja goriško občino, dobrodošli v enem enotnem urbanem prostoru obeh Goric, ki želi postati prestolnica čezmejne regije. Prve organsko zrasle čezmejne regije, kjer se spajata dve evropski državi, dva naroda, tri jezikovne skupine in zelo, zelo bogata kulturna tradicija. Film je nedvomno tisti del kulture, ki nas spaja, ki goriško urbano območje spaja, kajti goriško urbano območje želi črpati in graditi na tradiciji kulture in film je nedvomno tista zvrst, ki nam to ponuja. Darko Bratina je skupen obem, Slovenec iz Gorice, veliko je ustvaril filmu in tudi sam se nekako poistovetim z tem njegovim pogledom na film, ki ga je prej Mateja še enkrat poudarila. Film je najbrž tista zvrst umetnosti in ustvarjanja, ki lahko najbolje pojasni sodobne družbene pojave. Buonasera, grazie della parola. Col
Benvenuti ovviamente al Festival del Cinema e soprattutto nella città di Nova Gorica. Col permesso dell'assessore Oretti vorrei darvi un benvenuto soprattutto in questo ambito urbano congiunto che sono le nostre due città. Quello che noi vorremmo un giorno diventasse la capitale di una regione transfrontaliera, dove abbiamo 2 nazioni europee, 2 popoli, 3 gruppi linguistici. Noi li vediamo come un uno. E il cinema ovviamente è un elemento che unisce le due città, già per la tradizione del festival e anche per altre cose. Unisce questa area urbana del Goniziano e io voglio ispirarmi proprio a questo, voglio ispirarmi a ciò che Mattea adesso ha presentato come la visione di Darko Bratina. Anch'io ci identifico perché vedo nella cultura, ma soprattutto nel cinema, quell'elemento culturale, quella produzione culturale che riesce a farci riflettere su ciò che viviamo e scoprire chi siamo e dunque nutrire questa tradizione delle culture che abbiamo. In to me spontano pripelje do današnjega nagrajenca. Srdjan Golubović je posvetil svoje življenje oziroma svoje življenjsko delo prav raziskovanju družbe skozi film, izražanju družbe skozi film. Pravzaprav raziskuje neke aspekte družbe, ki zelo zanimajo tudi mene, neko obdobje tranzicije in posttranzicijske družbe v srednji in vzhodni, jugovzhodni Evropi. To je obdobje, ki ga zgodovinarji ne morejo zaobjeti. O njem ne morejo še kompetentno pisati. Medtem ko umetnost oziroma filmsko ustvarjanje lahko marsikaj pove že v času, ko te transformacije doživljamo. Namreč prepričan sem, da smo v sredini neke zelo dinamične transformacije v družbi, o kateri bomo čez 70 let lahko pisali v učbeniku, zdaj pa lahko o njej govorimo samo v nekih bledih obrisih in skozi umetnost, skozi filmsko ustvarjanje, menim pa, da lahko marsikaj povemo in tudi sprožimo neke razmisleke o naši družbi in o tem, kam gremo in kaj lahko na tej poti spremenimo. Želim vam prijeten večer, prijetno spremljanje filma. Nagrajencu čestitam za njegovo ustvarjanje in za to stvaritev in se zelo nadejam tudi sam tega današnjega filma Otac. Hvala za ta event, hvala tudi organizatorjem, da peljete naprej to tradicijo filma in filmskega festivala. Hvala. Ed è per tutti questi motivi che mi piace il pensiero e quello che è stato presentato dell'autore premiato di quest'anno, Srdan Golubović, che ovviamente ha dedicato le proprie opere cinematografiche all'esplorazione della società, all'analisi della società attraverso il cinema. Dunque lui sta esplorando anche degli aspetti che io stesso trovo molto interessanti, perché sono certo che gli eventi, la transizione, la società dopo la transizione che è successa negli ultimi decenni nell'Europa centro-orientale è una storia che stiamo ancora vivendo. Gli storiografi non riescono ancora ad analizzare per la vicinanza storica e dunque il cinema può andare ad esplorare questi aspetti e scoprire quello che noi ancora adesso stiamo vivendo. Viviamo infatti in un periodo di una trasformazione, di una metamorfosi talmente forte che dovranno passare forse 70 anni, forse dopo 70 anni qualche libro potrà farne un'analisi, mentre adesso nel momento in cui la stiamo vivendo è l'arte e soprattutto il cinema lo strumento che riesce a dire molto di più o ad analizzare e farci capire, farci riflettere. E dunque mi sta veramente a cuore questo aspetto, non vedo l'ora di vedere il film, vorrei ringraziare ovviamente l'autore per essere qui con noi, vorrei ringraziare tutti voi e vi auguro una buona serata e aspettiamo a vedere il film. Grazie. Buonasera, con molto piacere vi porto il saluto del sindaco Ziuberna perché purtroppo per concomitanti impegni non è riuscito a essere qui con noi. Siamo arrivati a 21 anni, la dimostrazione che cosa? Che questa visione parte da lontano, è stata quasi un precursore nel tempo,
perché questo territorio, le due Gorizie, come spesso ci piace definirle, non hanno nulla da invidiare a nessuno, ma possono dimostrare che hanno una base solida, dettata dal tempo, di tanti festival e manifestazioni. Kino Atelier ne è un esempio pratico e lo viviamo questa sera, che ci dimostrano due cose. La prima è che c'è un percorso lungo che dimostra di una visione. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di visione per il futuro, ed è per questo che le due Gorizie lavorano sempre in maniera più congiunta possibile, perché tutti quanti assieme e le due Gorizie assieme possono essere in questo momento storico soprattutto un bellissimo esempio per tutta l'Europa. Ed è importante il volano che crea il cinema, perché il cinema è quello strumento che può mettere tutti seduti e non soltanto far riflettere, ma dimostrare con pratica che c'è una società che si evolve, la analizza, la studia e fa capire quali sono i principi e i valori sociali del momento, perché poi parliamo di contemporaneità, del momento, che permettono di analizzare quello che stiamo vivendo, e con i vari input e la velocità del tempo che ogni giornata della nostra vita ci contraddistingue, il cinema riesce a farci fermare e a farci riflettere. Najlepša hvala za besedo, dober večer. Najprej prinašam z veseljem pozdrave goriškega župana Ziberne, ki žal zaradi drugih obveznosti ni mogel biti tukaj. Slišali smo 21 let. 21 let priča o dolgoročni viziji. Nekaj, kar res traja nekaj časa, to pomeni, da ima trdne temelje. In trdne temelje prav v tem, da naši dve mesti, dve Gorici, tako mi pravimo, se lahko zanašate na te trdne temelje, ne samo enega od festivalov, ki ga organizira Kino Atelier, ampak tudi drugih dogodkov, ki pričajo o tem sobivanju in o tem skupni dolgi poti, ki smo jo prehodili. In danes je to toliko bolj pomembno, da imamo neko vizijo v današnjih časih. To izhaja iz vizije, toliko bolj jo danes potrebujemo. Zato obe Gorici na tej skupni poti z neko vizijo prihodnosti stopamo tukaj naprej in pač bi radi postali odličen primer, vzor v celi Evropi, kaj se da narediti. In film je tukaj zelo pomembno orodje. Film človeka posede in ga ustavi, naj začne razmišljati. In tako, to, kakor je bilo omenjeno, medtem ko se stvari dogajajo, medtem ko naša življenja drvijo naprej in nimamo časa premisliti to, kar se nam dogaja, nam film lepo nas posede, nam zapre usta in pravi poglej. In takrat morda tudi mi začenjamo razumeti, kaj se dogaja v naših življenjih. Non mi ero reso conto che ho parlato così tanto. Scusatemi. Tornando all'evento di questa sera, io mi congratulo con Kino Atelier per un semplice motivo. Si può fare, nonostante siamo ai tempi del Covid, nel rispetto delle norme e delle leggi, si può fare. Abbiamo bisogno di socialità. Perciò questo evento, questa sera, aver manifestato, aver creato, aver voluto fare fisicamente questo evento è importantissimo. Era facile, sarebbe stato facile dire non ci sono le condizioni, non possiamo farlo, ma non possiamo permetterci di fermarci. Pertanto io vi ringrazio non soltanto per aver svolto la manifestazione quest'anno, ma anche per un altro motivo, perché avete dimostrato nel tempo che la vostra visione è quanto mai attuale ed è sempre più futurista. Abbiamo bisogno di queste iniziative, mi complimento con il vincitore perché è un premio importante che dimostra che cosa? Questo festival dimostra che la contaminazione è ricchezza e in questo territorio possiamo dire che siamo tanto, tanto ricchi. Grazie e buona manifestazione. Če pa se vrnemo na nocojšnji večer, bi rad čestital ekipi Kino Ateljeja, ki nam dokazuje, da se da. Kljub pojavu koronavirusa, kljub in v spoštovanju vseh možnih uredb, zakonov, odredb in tako dalje, se da. In to je zelo pomembno, da se dokaže, da se da. Lahko bi oni tudi rekli, ja, letos so pač takšne okoliščine, da se ne da. To je prelahko reči. Ampak oni so dokazali, da se da. In rad bi se vam zahvalil tudi zaradi nekega drugega dejstva. Ne samo, da ste letošnji festival organizirali kljub okoliščinam, ker se da, ampak za vso vztrajnost in za vso vizijo, ki nam jo nalagate za prihodnost. Ker to je to, kar hočemo in moramo tudi sami razumeti. Potrebna je vizija za prihodnost in to, kar bi rad tudi čestital letošnjemu dobitniku, prejemniku nagrade, ki nam je prinesel svoje filme in obogatil našo kulturo z neko drugo kulturo.
Mi smo se tukaj na tem območju naučili, da kultura bogati, kontaminacija bogati in mi imamo tega bogatstva zelo veliko. Hvala. Ja, res najlepša hvala za vse te misli. Očitno ne bomo sami, tudi politika obeh mest je na naši strani, torej obeta se nam lahko samo še večje razvijanje filmske kulture pri nas. Tako da hvala v imenu festivala. Grazie, grazie. A tutti di cuore. Non siamo soli, ecco, questo è il messaggio. Abbiamo capito che anche dalla parte della politica abbiamo il sostegno alla cultura, al cinema, un riconoscimento di cui vorrei veramente ringraziarvi e dunque andiamo avanti. In mislim, da je čas, da povabimo k besedi hčerki Darka Bratine, ki nama bosta prebrali motivacijo letošnje nagrade Darka Bratina, zakaj smo se odločili prav za dela oziroma s čim nas je Srdan prepričal. Jaz bi ob tem rada tudi poudarila in se zahvalila Jakobu Koncutu, mlademu oblikovalcu, ki je letos zasnoval novo podobo nagrade Darko Bratina. Mislim, da je krasno delo, tako da hvala tudi Jakobu. Zdaj pa Majda in Mila, če se nama pridružite. Penso sia giunto il momento anche di dare la parola alle figlie di Darko Bratina, Majda e Mila, che ci leggeranno le motivazioni, cioè perché abbiamo scelto Srdan Golubovic, con che cosa ci ha convinti. A questo punto vorrei anche sottolineare il fatto che vorremmo ringraziare il giovane artista Jakub Koncut che ha preparato la nuova immagine del premio Darko Bratina. Prego. Torej, srpski režiser Srdan Golubovic prejme nagrado Darko Bratina za svoj dosedanji opus igranih filmov, v katerih z dosledno senzibilnostjo portretira življenje posttranzicijske družbe in z brezkompromisno naracijo razkrije moč skorumpiranih politično-ekonomskih sistemov, ki za seboj puščajo pokopališča ne samo vsot posameznikov, temveč tudi idealov. Gledalca v vsakem od svojih del neusiljivo povabi k preizpraševanju o tem, katero delovanje človeka na individualni ravni uvesti, da bo slednje pripomoglo k ravnovesju in enakopravnem bivanju posameznikov v družbi in omogočilo vzpostavitev nesentimentalne empatije, ki je bila izrinjena iz njegove zavesti. Il regista serbo Srdan Golubovic riceve il premio Darko Bratina per i suoi lungometraggi, nei quali rispecchia con molta sensibilità la vita della società post-transizionale e con una narrazione senza compromessi rivela il potere dei sistemi politici ed economici corrotti, che lasciano alle proprie spalle cimiteri, non solo dei destini degli individui, ma anche degli ideali. In ciascuna delle sue opere invita discretamente lo spettatore a riflettere sull'azione individuale da adottare per raggiungere l'equilibrio e il diritto di appartenenza alla comunità e ristabilire un'empatia non sentimentale che è stata rimossa dalla sua coscienza. Bi prosila Srdana, da se nam pridruži in Patricijo Maličev, programsko selektorko, da se nam pridruži in preda tudi, bom rekla, cvetlice Srdanu. Ne. Veste kaj, mi nismo prav idealni za ta protokol, mi smo ponavadi dosti bolj sproščeni in s tem covidom se nam tudi malo zatakne, ampak to je res iz srca in smo zelo veseli, da je Srdan z nami. Hvala vam mnogo. Velika mi je čast što sam dobitnik nagrade koja nosi ime Darka Bratine, sociologa, filmskog kritičara i levičara. Ja sam odrastao na Novom Beogradu, jednoj
velikoj verziji Nove Gorice, a živeo sam u ulici koja se zvala i danas se zove Palmira Toljatija. Tu vidim neku, još jednu vezu između ovog divnog festivala i mene. Hvala za besedo. Veliko čast mi je, da prejmem to nagrado. Hvala za nagrado. Nagrado, ki se imenuje po Darku Bratina, po sociologu, filmskem kritiku in levičarju. Jaz sem zrastel v Novem Beogradu, ki je neka povečana verzija Nove Gorice, in v ulici Palmira Toljatija, tako da sem res počaščen. Grazie, vorrei ringraziare per il premio. Sento un grande onore, ecco, ricevere un premio intitolato Darko Bratina, che era un sociologo, un critico cinematografico e uno di sinistra, un politico di sinistra. Io sono cresciuto nella nuova parte di Belgrado, si chiama Nuova Belgrado, che sarebbe una versione più allargata di Nova Gorica, nella via Palmiro Togliatti, e dunque mi sento veramente onorato di ricevere questo premio. Jako mi znači ova nagrada i zahvaljujem se selektorima festivala. Jako mi znači zato što ona je dokaz ljubavi prema filmu, posvećenosti, istrajnosti, energiji i strasti koju sam uložio u ovih 20 godina od kada se bavim filmom. Ona je na neki način me podsjeća da celo taj trud i borba za ideju filma nije bila uzaludna. Rad bi se zahvalil seveda za nagrado, še enkrat. Zelo mi je pomembna ta nagrada, prav zato, ker je nekako dokaz, da vsa ta leta, ki sem jih pač posvetil filmu, vso strast, vso energijo, ki sem jo vložil v teh daljnih 20 letih, vse to me spominja, da vse to ni bilo zaman. Ecco, vorrei ringraziarvi un'altra volta dicendo, ribadendo quanto sia importante veramente per questo premio, perché è una prova che in tutti questi anni del mio impegno nel cinema, di tutta la passione, dell'energia, di tutto quello che ho dedicato al cinema negli ultimi 20 anni, tutto questo viene adesso premiato. Il premio mi ricorda che il mio impegno non è andato in vano. A ta potvrda posvećenosti, istrajnosti i nekog trajanja u želji da se napravi što bolji film je nešto najlepše što jedan filmski autor može da dobije. Beskrajno hvala, hvala puno na nagradi. Živjeli. In prav takšna potrditev je nagrada. Nagrada je nagrada za vsa ta leta ustrajanja, predanosti, posvečenosti, in to je zagotovo nekaj najlepšega, kar lahko filmski autor prejme. E un premio di questo genere è un premio, è un riconoscimento di tutti gli anni di impegno, perseveranza, di passione, di tutto quello che ho investito nel cinema, e dunque è la cosa più bella che un autore cinematografico possa ricevere. Grazie. Srdan, još čestitke, još jednom. Ove večeri imamo čast da vidimo tvoju predpremijeru filma Otac. Sad, razmišljali smo u smislu otaca i tvoje vizije, zapravo koliko nam pomažeš, a mislim da najbolje u ovom filmu, da se naučimo da ljubimo drugoga, non stop. A to je danas teško. Pa jeste, možda u ovom filmu najviše sam se bavio tom nekom idejom bliskosti i ljubavi, ne samo prema deci, nego prema ljudima koji nam znače. I nekako ovaj film možda više od svih mojih prethodnih filmova govori o toj stalnoj borbi čoveka da se izbori za to da su pored njega uvek oni ljudi koje vole. Nocoj si bomo gledali ta film Otac in moram reči, da nekako gleda, da razmišljaš o tem, o vlogi očeta
oziroma ta tvoja vizija, kako nam bo zdaj ta tvoj film pomagal, da razumemo, kar se meni zdi sporočilo filma, da se naučimo ljubiti drugega. Ja, ideja mi je bila prav ta, razviti to razmišljanje o ljubezni, pa ne samo do otrok, ampak do vseh, ki so nam blizu. In to je nek tak stalno prizadevanje, da razumemo, kako to doseči. La domanda era che vediamo il film intitolato Padre e in questo tu stai sviluppando questa problematica del amare il prossimo, ma non solo il prossimo, risolvere le questioni col padre, imparare ad amare tutti quelli che ci circondano e gli uni gli altri. La risposta, l'idea che avevo a cuore era veramente sottolineare questo fatto, imparare ad amarci, ma non soltanto quello che nella nostra società si amano solo i figli, no? Ma riuscire veramente ad amare tutti quelli che ci stanno vicino. Tako da hvala još jednom. I nič, pogledajte si film, potem bomo imeli priložnost še na kratko spregovoriti z Srdanom i ohranite dobre vizije. Grazie e buona visione in tutti e due i sensi, nel senso buona visione del film e mantenete le proprie visioni.